Gli inquirenti adesso sono preoccupati, temono una ripresa della guerra di mafia e qualcuno tra i cronisti più attenti alle cose di mafia lo paragona a quello di Carmelo Milioti, ucciso nell'agosto 2003 all'interno di un salone da barba. E l'omicidio avvenuto ieri a tarda sera a Favara, in via Fausto Coppi, nella zona San Francesco. Uno, forse due killer, hanno sorpreso e ucciso Carmelo Bellavia dentro il suo magazzino utilizzato come deposito di bibite. Bellavia, 51 anni, è stato colpito da almeno 3 proiettili al fianco e al petto. Carmelo Bellavia è padre di Calogero, 25 anni, arrestato il 23 ottobre del 2010 a Favara in Viale Stati Uniti. È stato sorpreso nell'appartamento Cova assieme all'allora capo di Cosa Nostra Agrigentina, Gerlandino Messina, di Porto Empedocle. Il giovane, con un passato di giocatore della squadra di calcio di Favara, sarebbe stato vivandiere del boss empedoclino. Per questa accusa in appello è stato condannato a 3 anni e anche i suoi familiari, tra cui la vittima dell'agguato di ieri sera, sono stati accusati di essere stati complici e favoreggiatori della latitanza di Messina. Carmelo Bellavia è stato condannato in appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Antonio Costa, 50 anni, proprietario dell'immobile dove si nascose il superlatitante, condannato in appello a 1 anno e 8 mesi di reclusione. A favore di Carmelo Bellavia e di Antonio Costa è stata esclusa l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. Sono state invece assolte la moglie di Carmelo Bellavia, Gerlanda Cutaia, 44 anni, e la fidanzata di Calogero Bellavia, Veronica Costa, 24 anni, figlia di Antonio. Carmelo avrebbe fatto la spesa, organizzava gli spostamenti, la moglie cucinava per il boss, mentre il figlio e la fidanzata portavano i pasti nel covo. Le indagini sull'omicidio di ieri sera si presentano difficili e sono affidate ai carabinieri della locale tenenza, agli ordini del capitano Treleani e al reparto operativo del comando provinciale di Agrigento diretto dal colonnello Azzolini. A coordinare il sostituto procuratore di Agrigento Matteo Delpini, giunto sul posto dell'agguato, ma visto il contesto dell'omicidio quasi certamente l'inchiesta passerà sotto la direzione distrettuale antimafia. Gli inquirenti starebbero esaminando le immagini dell'impianto di videosorveglianza nel luogo del delitto. Difficile avvalersi dei testimoni dell'agguato. L'ultimo omicidio a Favara risale al novembre 2012, allora venne assassinato l'imprenditore Salvatore Palumbo Piccionello. Ad ucciderlo per futili motivi Antonio Baio, condannato a 30 anni di reclusione.